Ancora 2 uomini al Villaggio del Sole a Vicenza, ad avere la peggio un 45enne aggredito con calci, pugni ed un bastone, la vittima in gravi condizioni, ricoverata in rianimazione all'ospedale San Bortolo. Gruppo di giovanissimi accerchia e picchia con violenza un coetaneo in pieno centro a Conegliano, la violenza sotto gli occhi di residenti ed automobilisti, immortalata in un video. Colto da malore mentre fa jogging al Parco Catene di Marghera si accascia e muore. Tragedia questa mattina, il corpo senza vita aveva fatto scattare l'allarme della polizia. Furioso incendio devasta un residence in pieno centro a Losolina Mare, notte di paura, al lavoro dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme, i turisti sfollati ospitati in altri hotel. Esodo e bollino nero, boom di transiti lungo la A4 tra Venezia e Trieste, code all'uscita di Lisert, traffico deviato con la safety car verso Gorizia, code anche lungo la Treviso Mare e l'Alemagna. In attesa dell'ultima e più intensa ondata di caldo, in arrivo la prossima settimana, domani tornano temporali e grandine su tutto il Veneto, scatta l'allerta gialla. Ci sono anche Bibione e Caorle tra le località prese di mira dai ladri arrestati dai carabinieri di Udine. La banda sfondava i finestrini di auto e furgoni per le razzie. Lutto in Veneto per la morte di Maurizio Guglielmi, fondatore della chirurgia pediatrica dell'Università di Padova. Sviluppò la chirurgia oncologica e neonatale, il cordoglio della rettrice Mappelli. Dopo il successo straordinario della notte famosissima, trasmessa in diretta su Antenna 3, questa sera lo speciale con il meglio della festa del Redentore, appuntamento a partire dalle 21. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Apriamo con la cronaca e la notizia della violenta lite scoppiata al Villaggio del Sole a Vicenza, ad avere la peggio un 45enne che è stato aggredito e preso a bastonate, si trova ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Bortolo di Vicenza. Scene da Far West al Villaggio del Sole, una zuffa furiosa con urla e botte dove tra gli inseguimenti tra due contendenti sono volati calci, pugni e bastonate che alla fine hanno ridotto in fin di vita un uomo di 45 anni trasportato in codice rosso al pronto soccorso del San Bortolo. Ora si trova in osservazione al reparto rianimazione, la sua prognosi resta riservata. Ad assistere allibiti all'aggressione prolungata i residenti di via Toniolo, dove si è concluso il drammatico confronto iniziato al bar a 300 metri di distanza. Si sono rincorsi da lì fino a quella liola dentro che c'è più avanti, che è successo, e lì con le bottiglie si sono rincorsi prima con le bottiglie, poi gli hanno stretto al collo anche un pezzo di ramo che c'era sulla siepe per fare il sistema, non so se era di soffocarlo o cosa, no? Sul posto, oltre ai sanitari del SUEN 118, anche i carabinieri che hanno raccolto le prime testimonianze e stanno cercando di ricostruire l'accaduto. L'aggressione ha coinvolto 2 stranieri dell'est in un quartiere problematico che vive praticamente in trincea a causa della convivenza difficile tra le diverse provenienze etniche e geografiche dei suoi abitanti. Qui, inoltre, dall'inizio dell'anno vige un'ordinanza del sindaco che ha limitato la sosta di carovane di nomadi che avevano esasperato gli animi dei residenti e che chiedono con forza ancora più sicurezza. La presenza di un poliziotto di quartiere o vigile di quartiere, che dir si voglia, in maniera che sia presente e che tutti i cittadini possano identificare questa persona che garantisce e quindi anche ricevere segnalazioni, quindi prevenire. Accanto a questo anche uno strumento tecnico possibile che non costa granché, avere una illuminazione stradale di tutte queste vie interne, ma anche di questo sottopasso che unisce sia il Villaggio del Sole che questo villaggio che viene definito della produttività. Caccia in Maranza, che ieri sera hanno pestato un minorenne a Conegliano. La vittima ha denunciato i suoi aggressori. Ignote le cause dell'alterco iniziato al parco e finito in strada. Il video della lite tra i social, le indagini sono state affidate ai carabinieri. Stavo
stavo cenando e erano più o meno le 9:30 e ho sentito dei schiamazzi fuori e c'erano una quindicina, ventina di ragazzi d'età penso attorno ai 16 anni, credo, così, che stavano insomma in colluttazioni varie. Grida, spintoni, insulti, dal parco pubblico di San Martino fino alla rotatoria di Via Fenzi, sequenze in parte documentate da Francesco Szumski, noto farmacista di Revine Lago e figlio del consigliere regionale Riccardo. Una serata d'altissima tensione, quella vissuta a Conegliano, culminata con un pestaggio in piena regola e con i protagonisti incuranti di residenti alle finestre, passanti, clienti nei locali e pure delle auto. Beh sì, è violenta perché insomma si è abituati a vedere in TV, però vedere che 4-5 attorno a un ragazzo, insomma è abbastanza una scena cruda, insomma. Il ragazzo rimasto a terra è un minore, residente nelle vicinanze, che ha formalizzato la denuncia in caserma dai carabinieri nelle scorse ore accanto al padre. 5 giorni di prognosi per una ferita al volto, ma visti i calci e pugni rimediati poteva davvero andare peggio. Si deve capire perché il branco lo abbia preso di mira. Pare infatti che i toni inizialmente si fossero accesi tra due gruppi distinti, per lo più maranza e giovanissimi di seconda generazione, e questo all'interno del parco urbano. Forse alla base un gesto di sfida da parte di un gruppo nei confronti di 3 ragazzi che erano seduti tranquilli al bar. A un certo punto, racconta un testimone, verso questi ultimi sarebbe stato lanciato un oggetto, sembra una pistola giocattolo. Quando sul posto si sono precipitati i carabinieri è stato il fuggi-fuggi, con i militari che stanno visionando sia le immagini diffuse via social che quelle della videosorveglianza. Ed è un po' preoccupante perché è una zona a parte vicino al centro, ma in cui ci abitano parecchie famiglie, insomma, quindi vedo qualche vicino spesso verso quell'ora andare al parco magari a portare il cane o fare una passeggiata, quindi trovarsi in una situazione del genere potrebbe essere insomma una cosa che pericolosa. Ed ancora violenza giovanile a Padova, questa volta la squadra mobile indaga dopo il ferimento di un minorenne colpito da un pugno dopo la serata in discoteca e finito in coma. Il diverbio nel locale senza conseguenze, poi il pugno sferrato in strada al termine di una serata che doveva essere solo divertimento ma che si è trasformata in un incubo. A terra un 16enne che è restato in coma per giorni. I fatti sono avvenuti la notte tra il 30 giugno e il 1 luglio a Padova. I ragazzi erano nella discoteca Q, il locale però è estraneo ai fatti perché la violenza è esplosa quando i giovani sono usciti. Poco lontano, in via Dante, il gruppo del 16enne infatti si era allontanato dal locale dopo il battibecco con un altro gruppetto proprio per evitare che la situazione degenerasse. Fatti pochi passi, convinti di non essere seguiti, si sono invece ritrovati davanti quei ragazzi che hanno cominciato ad insultarli. Spintoni, schiaffi e poi il pugno che ha steso a terra il 16enne che ha sbattuto la testa sull'asfalto. Mentre gli aggressori fuggono, gli amici chiamano l'ambulanza. Il 16enne trasportato d'urgenza in ospedale è stato ricoverato in coma. Le sue condizioni solo negli ultimi giorni stanno lentamente migliorando. Ha riportato un grave trauma cranico con frattura dell'osso occipitale sinistro. La squadra mobile di Padova, che sta indagando sull'episodio e grazie alle telecamere di videosorveglianza cittadine avrebbe già identificato il responsabile, un 19enne padovano. Non appena il 16enne si riprenderà, i medici accerteranno la gravità delle lesioni ed eventuali danni per chiarire le responsabilità penali dell'aggressore. Questo episodio però vede ancora una volta ragazzi molto giovani protagonisti di fatti violenti in città. Violenza giovanile che solo pochi giorni fa è stata anche al centro di un'operazione a livello nazionale. Nel Padovano la polizia ha identificato 1250 giovani violenti in questi mesi, di questi 150 sono minorenni, con 2 episodi molto recenti come quelli avvenuti all'Arcella e all'esterno del Festival di Radio Sherwood, con 2 ventenni che in stile stesa napoletana hanno esploso colpi di pistola da un'auto in corsa. Dramma questa mattina al parco Catene a Marghera, un 40enne si è accasciato mentre faceva jogging ed è morto. Sul posto la polizia e l'ambulanza, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Alle 9:30 è andato in parco Catene a prendere i bimbi e visto un uomo giù e dopo andare subito da lui, ha preso una bottiglia di acqua e buttato sopra per lui. Dopo vestiti è andato giù,
fatto la cuore, massaggio, dopo è arrivato polizia. Prima ambulanza. A parlare è una delle persone che ha cercato di salvare il 40enne colpito probabilmente da un malore fatale mentre faceva jogging al parco Catene di Marghera. L'uomo si è accasciato lungo questo muro di pietre che separa il parco Catene da via Trieste, poi sono arrivati i soccorsi. I medici hanno fatto il possibile, ma per il 40enne non c'era più nulla da fare. Sul corpo non sono stati riscontrati segni di violenza o altri elementi sospetti, quindi l'ipotesi più accreditata è quella che sia stato colto da un malore mentre correva al parco. Quando è stato trovato era in tenuta sportiva e non aveva con sé alcun documento di identità. Una comitiva di escursioniste tedesche, quasi tutte minorenni, è stata recuperata nella notte dall'elisoccorso in una zona impervia dello Zoldano dopo che alcune ragazze avevano iniziato ad accusare crisi di panico. Al calar della sera, esauste e in preda a una crisi di panico, se la sono vista brutta le 8 ragazze di nazionalità tedesca, di cui 6 minorenni con età compresa tra i 12 e i 16 anni e 2 accompagnatrici di 24 e 29 anni, recuperate dai tecnici di elisoccorso lungo il sentiero CAI 487 che dal torrente Maè, in comune di Val di Zoldo, si inerpica per non semplice traccia verso il bivacco Tovanella, dove il gruppo intendeva trascorrere la notte. Attorno alle 20:20, a 1,5 chilometri dalla destinazione, stanche e impaurite in prossimità di alcuni tratti particolarmente esposti, le ragazze non se la sono sentita di proseguire e hanno allertato la centrale del 118. Falco ha quindi individuato il gruppo a 1600 metri di quota e caricato a bordo una delle accompagnatrici e 2 ragazze particolarmente scosse per trasportarle alla sede del soccorso alpino di Longarone affinché fossero visitate dal personale medico. Il resto del gruppo, inizialmente intenzionato a proseguire nonostante la difficoltà dell'itinerario e il calare del buio, attorno alle 22:10 ha richiesto nuovamente l'intervento dei soccorritori, questa volta con il coinvolgimento dell'elicottero di Treviso Emergenza che con 2 viaggi ha ricondotto l'intera comitiva a Longarone. In serata altri 2 alpinisti polacchi erano stati recuperati da Falco mentre percorrevano la storica via alpinistica Solleder-Lettenbauer sul Monte Civetta in comune di Alleghe. I 2, perduta la traccia di salita e assicurati a una sosta di fortuna, sono stati individuati dai soccorritori a 2900 metri di quota per poi essere recuperati con l'uso del verricello e riportati al sottostante rifugio Tissi in buone condizioni. Condominio in fiamme nella notte a Rosolina Mare, diversi turisti sono stati evacuati, fortunatamente non ci sono stati feriti ma i danni sono ingenti. È da poco passata la mezzanotte quando le fiamme si alzano altissime da un condominio all'angolo tra via dei Ligustri e strada sud. Notte di paura a Rosolina Mare nel pieno della stagione estiva, con turisti evacuati e costretti a dormire fuori casa, appartamenti, auto ed attività commerciali danneggiate. Le cause del rogo sono al vaglio dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Quel che è certo è che, nonostante i danni ingenti, si sono evitate conseguenze più gravi. Fortunatamente non ha registrato danni alle persone. Sicuramente la facciata del condominio, alcuni appartamenti sono stati particolarmente danneggiati, alcune macchine in sosta, ma ecco, per fortuna le persone sono state tutte messe in salvo e rifugiate anche negli alberghi per affrontare la notte. Sul posto sono intervenuti da Adria e Cavarzere i vigili del fuoco assieme alla polizia locale, i carabinieri ed il personale della Croce Verde. Fortunatamente non c'era vento ed i pompieri sono riusciti a spegnere le fiamme che cominciavano già ad interessare la pineta. L'intervento è riuscito a spegnere subito alcuni focolai che si stavano sprigionando sulle chiome, evitando dei danni superiori e anche molto pericolosi, perché la contaminazione delle chiome può fare un effetto domino pericolosissimo per la località. Torna il maltempo prima della nuova ondata di caldo intenso prevista per la prossima settimana. Domani allerta gialla decretata dalla Protezione Civile su tutto il territorio regionale per rischio idrogeologico da temporali. Rovesci che localmente, specie tra prealpi, pianura e costa, potranno risultare anche intensi, anche con forti raffiche di vento e locali grandinate. E da oggi prima giornata di esodo
con bollino nero, con un boom di transiti lungo la A4 tra Venezia e Trieste. 190.000 i veicoli passati lungo la A4 in direzione Trieste all'uscita di Lisert, dove appunto il traffico è stato deviato con la safety car verso Gorizia. Lunghe code anche in Treviso Mare e sulla Alemagna. Avete trovato traffico? No, un po' intorno al lago di Garda e basta. Da dove venite? Provincia di Brescia, Val Camonica. E dove andate? Belgrado. Da dove venite? Da Perugia. Avete trovato traffico? Abbiamo trovato sì dei punti in cui era molto trafficato a salire. E adesso dove state andando? A Sappada. Da dove venite? Milano. Com'è andata fino adesso? Per adesso benissimo, un pochino di traffico per un paio di incidenti, però poca roba, traffico scorrevole. Sembra meglio di quello che accade durante la settimana lungo la tangenziale. Molto meglio, non c'è paragone. Soprattutto si va verso una meta diversa, quindi... Dove andate? Andiamo in Croazia. Voci dall'esodo verso le vacanze all'area di servizio di Cessalto lungo la A4, con un traffico decisamente sostenuto come era del resto già previsto, fissando il bollino nero per questo fine settimana al volante. Il primo di 5 bollini neri previsti per la stagione estiva, ma che stando ai dati di Autostrade Alto Adriatico registra un aumento del 7% dei transiti rispetto a un anno fa, con oltre 190.000 passaggi a fine giornata. In particolare alla Tisana aumentati del 24% verso le spiagge per un casello che si divide i transiti con Cessalto. Qua siamo praticamente a metà tra Jesolo e Caorle, quindi è strategica l'uscita. Tante volte gli stessi navigatori te la danno come alternativa quando c'è traffico dall'altra parte, quindi siamo intasati. In crescita di 17 punti i passaggi anche al casello di San Donà per un traffico che poi si è riversato sulla circolazione con questi risultati. Passando alla A28 Portogruaro Conegliano, registrati aumenti del 14% all'uscita di Cordignano, mentre in mattinata alla confluenza di Pian Vedoia della A27 verso Cortina si sono formate lunghe code smaltite solo dopo le 13, quando molti si sono fermati per il pranzo. Uno spuntino di passaggio perché siete partiti a Torino, a che ora? Sì, siamo partiti questa mattina intorno alle 7:30 e siamo in direzione Croazia e ci siamo fermati giusto per lo spuntino, il dovuto pasto. Avete trovato traffico? Qualche rallentamento, ma code no, per fortuna. E per evitare la congestione del traffico verso il confine sloveno, in azione nel tratto tra Palmanova e Villesse la safety car che ha deviato i veicoli verso Gorizia. Esodo da bollino rosso ma senza particolari disagi sulla rete gestita dalla CAV, che ha stimato per questo fine settimana tra i 670 e 690.000 veicoli in transito sulla rete Padova-Venezia, passante in tangenziale di Mestre e raccordo Marco Polo, peraltro in leggero calo rispetto allo scorso fine settimana. Infine traffico sostenuto per tutta la giornata anche lungo la Treviso Mare, dove è bastato anche un semplice tamponamento per creare subito lunghe code. Ci sono anche Bibione e Caorle tra le località prese di mira dai ladri arrestati dai carabinieri di Udine che rubavano oggetti a bordo di auto e furgoni. Mandavano in frantumi i vetri delle auto e dei furgoni parcheggiati per rubare tutto quello che trovavano all'interno. Colpi commessi in provincia di Udine, ma anche a Bibione e Caorle. A fermare le razzie i carabinieri, che hanno arrestato con l'accusa di furto aggravato 5 persone. 2 sono in carcere, 2 hanno l'obbligo di dimora e 1 l'obbligo di presentazione alla polizia. Nel mirino dei malviventi anche un mezzo dei vigili del fuoco. L'operazione ha coinvolto, oltre ai carabinieri di Udine, anche il nucleo elicotteristi di Belluno e i reparti cinofili della Guardia di Finanza di Trieste e della Polizia Locale di Udine. I 5 arrestati sono cittadini italiani di origine Sinti, ritenuti responsabili di 14 furti compiuti in parcheggi, centri commerciali, ristoranti, parchi e aree di sosta. Tra i furti ricostruiti spicca quello dell'11 marzo ai danni di un mezzo in servizio dei Vigili del Fuoco in piazza Primo Maggio a Udine, rubato materiale per 30.000 euro, poi recuperato durante le indagini. Anziani ancora nel mirino dei truffatori a Padova, sorpreso ed arrestato un 21enne campano che stava truffando un anziano con l'ormai nota tecnica del finto maresciallo.
All'altro capo del telefono la voce di un giovane che si fingeva maresciallo dei carabinieri e chiedeva di preparare dei gioielli per compararli con altri che erano stati rubati nel corso di una rapina avvenuta nei giorni precedenti. Quando l'anziano ha preparato l'oro si è reso conto che c'era qualcosa di strano in quella telefonata e ha chiamato il figlio, che a sua volta ha allertato la polizia. È stato così bloccato e arrestato un 21enne campano mentre ieri pomeriggio stava per commettere una truffa ai danni di un 84enne padovano residente nel quartiere Forcellini. La telefonata del figlio della vittima alla polizia ha consentito alla volante, che stava facendo controlli sul territorio, di sorprendere in flagranza il truffatore mentre stava cercando di salire in taxi. Il 21enne infatti si era presentato all'appuntamento, ma sulle scale del condominio aveva incrociato il figlio della vittima, che era arrivato in sostegno del papà anziano. Ha tentato così di scappare, ma la descrizione fornita ai poliziotti ha permesso di rintracciarlo nonostante si fosse già cambiato gli indumenti. Nascosto nello zaino il cappellino e la camicia bianca, bloccato dai poliziotti e portato in questura, è stato identificato. Si tratta di un 21enne nato in provincia di Napoli, è stato arrestato e trasferito nella casa circondariale del carcere Due Palazzi di Padova. 3 lavoratori in nero scoperti durante alcuni controlli amministrativi all'interno del Pride Village di Padova, oltre 8.000 euro di multe e sospesa l'attività di 2 chioschi. 3 lavoratori completamente sconosciuti al fisco trovati durante i controlli amministrativi all'interno dell'evento Pride Village a Padova. La polizia ha individuato 2 punti di ristoro dove erano a lavoro 3 persone senza però avere un regolare contratto di impiego. Si tratta di un bengalese, un romeno e un italiano impiegati completamente in nero. Per i 2 chioschi di somministrazione di cibo e bevande è scattata così la sospensione dell'attività, oltre al pagamento di quasi 2.000 euro di multa per ogni lavoratore in nero presente. Per riaprire le attività i titolari dovranno inoltre pagare una sanzione di 2.500 euro. I controlli della polizia sono stati messi in campo insieme alla polizia locale e all'ispettorato territoriale del lavoro. L'attività rientra infatti nei servizi di vigilanza e controllo pianificati dal questore di Padova per assicurare il pieno rispetto della legalità durante lo svolgimento della manifestazione, tutelando i lavoratori in primis e la sicurezza di quest'ultimi e degli avventori. Il Pride Village si dissocia da queste attività irregolari trovate all'interno della kermesse e sulla vicenda fa chiarezza con una nota nella quale si precisa come i 2 esercizi sanzionati non siano attività gestite direttamente dalla manifestazione, ma spazi affidati ad operatori esterni. Tutte le attività gestite direttamente dal Pride Village invece sono risultate regolari nei controlli svolti. È morto a Padova all'età di 92 anni Maurizio Guglielmi, il professore fondatore della chirurgia pediatrica dell'Università di Padova. Sotto la sua guida si è sviluppata la chirurgia oncologica e neonatale e soprattutto si è fatto strada il concetto che il bambino chirurgico richiede ambienti, personale e percorsi dedicati e specifici. Numerosi lavori pubblicati su riviste nazionali ed internazionali. Nell'87 è anche tra i fondatori del Centro Trapianti Renali del Bambino, che diventa un punto di riferimento nazionale. Con la scomparsa del professor Guglielmi, l'Università di Padova perde uno dei protagonisti della propria storia recente ed un maestro che ha saputo coniugare eccellenza clinica, rigore scientifico e straordinarie qualità umane, ha detto in una nota Daniela Mappelli, rettrice dell'Università. È iniziato questa mattina il campo scuola alpino alla caserma Montegrappa di Bassano. Vi partecipano una 50ina di giovani. Fino al 9 agosto la caserma Montegrappa sarà per loro casa, scuola e famiglia, assieme a tutti i luoghi della guerra che visiteranno in montagna, compreso il pellegrinaggio del 2 agosto in cima a Grappa. Sono una 50ina i giovani di tutta Italia tra i 16 e i 20 anni che partecipano al campo scuola alpino a Bassano. Quando si è aperto il portale per iscriversi al campo scuola di Bassano, in 12 ore è stato praticamente completato. Questo è motivo d'orgoglio, ma soprattutto va a certificare il buon lavoro che da 5 anni a questa parte questo campo scuola a Bassano fa. Anche dai genitori arriva un generale consenso all'iniziativa. Non è che abbiano tutto facile. C'è una collaborazione tra di loro che deve esserci, perché se no da soli non vanno da nessuna parte, e anche delle regole. Al giorno d'oggi magari sembra quasi essere questa parola strana, regole, non diritti ma doveri, serve come per tirare su un po' la schiena, spalle dritte. Mia figlia
ha già fatto un campo 2 anni fa a Pienezze, si è trovata bene, ha avuto una bella esperienza e voleva ripetere questa una cosa più radicata in caserma, ecco. Penso sicuramente un'esperienza molto positiva, sicuramente. E penso anche un cambiamento di personalità. Come è tornato dalle esperienze precedenti? Beh, positivamente, sì, si vede il cambiamento, diciamo. Ogni anno non vede l'ora di venire ai campi anche precedenti che ha fatto tanti amici, lavano i piatti quando tornano a casa qualche volta. Come si augura di trovare suo figlio fra un paio di settimane? Fatto e imparato. No, è un bravo ragazzo, però diciamo che qua, da come mi spiegava il signor Francesco, c'è tante piccole cose da imparare. E prima di salutarci, un appuntamento con la nostra programmazione. Questa sera dalle 21 il meglio del Redentore con lo spettacolo pirotecnico, la festa sulle barche e lungo le rive. Tutto il meglio dunque della notte famosissima dopo il grande successo di sabato scorso e la diretta record di ascolti su Antenna 3 torna a grande richiesta questa sera dalle 21 uno speciale che ripercorrerà i momenti più belli. Grazie alle immagini e alle voci raccolte dai nostri inviati rivivremo un evento che ha portato a Venezia oltre 100.000 persone e tenuto incollati 550.000 telespettatori davanti alla TV. Emozioni, tradizione e festa con il meglio della notte famosissima questa sera a partire dalle 21 su Antenna 3 e sempre su Antenna 3 domani mattina dalle 10:30 seguiremo in diretta la 16ª edizione del Cansiglio Day, la giornata dei Veneti nel mondo organizzata dai Trevisani nel mondo. Un appuntamento in concomitanza con la 33ª edizione della Festa dell'Emigrante che accoglie tutti gli associati e simpatizzanti dalle sezioni dell'associazione che mantiene salde le radici dei tanti emigrati partiti dalla Marca in cerca di fortuna in tutto il mondo. Dopo lo sfilamento dei gonfaloni e dei labari delle sezioni ci sarà la celebrazione della Santa Messa officiata dal cardinale Fabio Baggio, responsabile del Dicastero per l'emigrazione voluto da Papa Francesco. Appuntamento dunque su Antenna 3 domani mattina a partire dalle 10:30. Ed è tutto per questa edizione, io vi ringrazio per essere stati con noi. Come sempre, dopo la sigla, l'appuntamento è con il nostro meteo. Arrivederci.